Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento con il nostro telegiornale Stop ai vaccini agli under 60. Il Friuli Venezia Giulia prende atto della decisione del commissario straordinario Figliuolo e sospende le inoculazioni a chi ha meno di 60 anni. Una decisione che colpisce circa 3.500 persone che già si erano prenotate. Una doccia fredda, l'ordinanza a firma del commissario straordinario Figliuolo congela le prenotazioni ai vaccini degli under 60. Sono in 3.500, secondo il dato reso noto dalla Regione, a dover rinviare le somministrazioni già programmate. Stop quindi a chi doveva ancora ricevere la prima dose tra le categorie considerate essenziali previste dalla prima versione del piano nazionale, ovvero il personale scolastico universitario, docente e non docente, forze armate, polizia, guardia di finanza, guardia costiera e vigili del fuoco, ma anche detenuti, personale carcerario, agenti di polizia penitenziaria e volontari della protezione civile che hanno meno di 60 anni. Da questo provvedimento, precisa il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, sono esenti le persone con elevata fragilità e familiari conviventi, i caregiver e i genitori tutori affidatari. Così altrettanto potranno continuare a vaccinarsi il personale sanitario e sociosanitario e tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Le prenotazioni delle seconde somministrazioni, sottolinea Riccardi, sono poi confermate per tutti i cittadini che hanno già effettuato la prima vaccinazione e rimangono in vigore tutte le disposizioni per le persone dai 60 anni compiuti in su. Continua nel frattempo la campagna vaccinale. L'obiettivo del governo è quello di mettere al sicuro gli over 80 e le categorie fragili. In Friuli Venezia Giulia finora su 278.309 dosi inoculate, più di 95.000 hanno riguardato le persone ultra ottantenni. In 41.000 hanno terminato l'intero ciclo. Tra gli under 60, secondo i dati del team Paolo Spada, le dosi somministrate sono state 109.000 e in 36.171 hanno già terminato l'intera vaccinazione. I numeri del Covid oggi in regione con 12 decessi e 392 nuovi contagi su 6.505 tamponi molecolari. Sono stati rilevati 308 nuovi contagi, la percentuale di positività è del 4,73%, 1.852 test rapidi antigenici, 84 i casi che sono stati rilevati, il 4,54% del totale, 9 i decessi a cui si aggiungono 3 morti pregressi e ricoveri in terapia intensiva scendono a 75, così come quelli negli altri reparti in diminuzione a 516 da inizio pandemia. I decessi aumentano complessivamente a 3.494, 10.831 le persone attualmente in isolamento. Si torna in zona arancione da lunedì, tra le riaperture anche quelle delle scuole superiori al 50% e al liceo Stellini di Udine si è deciso di privilegiare le lezioni in presenza a coloro che hanno avuto maggiori difficoltà con la DAD. Con il ritorno del Friuli in zona arancione, le scuole superiori riaprono la didattica in presenza al 50%, coinvolti 20.000 studenti delle scuole medie e 25.000 delle superiori. Una bella notizia per gli studenti già duramente penalizzati finora da un anno scolastico decisamente tormentato. C'è chi, in vista della riapertura, ha studiato un modo per dare maggiore sostegno agli studenti che più hanno sofferto il ricorso alla DAD. A muoversi concretamente per primo in questo senso il liceo classico Stellini di Udine. Noi intanto abbiamo inteso privilegiare la presenza a scuola degli studenti delle classi prime e delle classi quinte e poi per quanto riguarda invece le altre classi, cioè le seconde, le terze e le quarte, abbiamo deciso di essere vicini soprattutto a quei ragazzi che hanno sofferto maggiormente durante la didattica a distanza e che nell'arco di quest'anno scolastico hanno dunque evidenziato delle lacune in più discipline. A questi ragazzi daremo la possibilità di seguire costantemente in presenza. Una iniziativa che ha visto il consenso delle famiglie coinvolte. Le famiglie hanno accolto di buon grado la possibilità appunto di seguire le lezioni in presenza giornalmente, proprio perché non possiamo nasconderci il fatto che la didattica a distanza comunque è un surrogato, è un qualcosa che non può sostituire integralmente la didattica in presenza. E non finisce qui. Arriveranno anche le risorse finanziarie del decreto sostegni. Queste risorse ci consentiranno fin da subito dopo il termine delle elezioni, quindi a partire dall'11 di giugno, di realizzare delle attività possibilmente in presenza proprio per supportare i ragazzi che hanno avuto maggiori difficoltà.
Quindi è una scuola che non chiuderà durante l'estate, ma darà la possibilità di partecipare su base volontaria a queste attività di supporto che proseguiranno poi anche nei mesi estivi. Non solo scuole, da lunedì riaperture anche di negozi, centri estetici, parrucchieri e poi ci sarà la libertà di spostarsi all'interno del proprio comune. Tornano ad alzarsi le serrande, negozi ma anche parrucchieri ed estetiste sono pronti a ricevere nuovamente i loro clienti da lunedì dopo un mese di stop forzato per la crescita dei contagi della pandemia. Ma per questo nuovo inizio Federmoda auspica che non ci sia più un altro passo indietro da parte del governo e anzi la cancellazione delle colorazioni che hanno finora contraddistinto il paese. Speriamo a maggio di essere gialli, magari per un breve periodo, e poi di avere regole uguali per tutti, direi in tutta l'Italia, regole che possono essere il distanziamento sicuramente, le mascherine, l'igienizzazione, ma che devono superare la logica dei colori per favorire il flusso dei turisti italiani ed esteri. Da canto suo Confartigianato invia una lettera a tutti i comuni per chiedere l'estensione dell'orario di apertura dell'attività del gruppo benessere per diluire gli appuntamenti e l'esenzione o la riduzione al minimo della tassazione. Abbiano un occhio di riguardo consentendo una protrazione degli orari anche nei giorni festivi oltre i limiti di orario giornalieri affinché queste attività possano recuperare tutto il lavoro che non hanno potuto fare in questi lunghi giorni di chiusura totale. Un'attenzione anche da parte delle amministrazioni comunali a ridurre le imposte comunali che gravano su queste attività. E martedì 13 aprile ci sarà anche Confcommercio FIPE Udine alla manifestazione di Roma che coinvolgerà tutte le sigle che rappresentano le componenti della galassia dei pubblici esercizi, quindi titolari di bar e ristoranti ovviamente, ma anche il mondo del catering, la ristorazione commerciale collettiva, discoteche, imprese balneari e gli imprenditori del gioco legale e dell'intrattenimento, tutti insieme per chiedere al governo un programma per la riapertura definitiva delle loro attività, alcune delle quali chiuse da 14 mesi e quindi una data certa per avviarlo. Sarà una forma di protesta ordinata e costruttiva, assicura il presidente provinciale, coerente con lo stile di una federazione che ha sempre cercato un confronto con le istituzioni. Protestano anche i lavoratori agricoli scesi in piazza oggi perché si sentono dimenticati in tema di ristori dal governo Draghi. La mobilitazione davanti alla prefettura di Udine. Quali sono le problematiche dei lavoratori agricoli? Le problematiche dei lavoratori agricoli sono quelle che non hanno ricevuto dei bonus ristori nel corso dell'anno 2021 e questi lavoratori in questo momento non possono lavorare come avrebbero potuto, come dei contratti che hanno in essere, perché lavorano a giornata e quindi anche la chiusura dei ristoranti piuttosto che degli agriturismi comporta loro una riduzione di reddito. Cosa chiedete a questo punto? E a questo punto chiediamo che il governo abbia l'attenzione anche a questi lavoratori che sono lavoratori dipendenti a tutti gli effetti e per di più stagionali e quindi non hanno lavoro assicurato tutti i giorni. Si sentono questa categoria dei lavoratori di serie B a questo punto, lavoratori dimenticati? Si sentono trattati di serie B ma non sono di serie B, anzi sono di serie A perché garantiscono le nostre tavole di prodotti freschi e genuini. Prodotti che arrivano sempre sulle nostre tavole vengono anche svalutati, insomma, in questo momento. Ma non vengono tenute nella giusta considerazione, perché se noi pensiamo che a marzo e aprile dello scorso anno, in pieno lockdown, questi lavoratori erano comunque al lavoro e garantivano le nostre tavole, ci fa capire che sono stati dimenticati. E gli effetti della pandemia si sentono anche sui reati. Da un lato crollano furti e rapine, dall'altro crescono invece i crimini sul web a causa di un utilizzo di internet più frequente. Preoccupano anche i reati tra i giovani, in particolare i minorenni. I dati dunque della Questura nel giorno del 169° anno dalla Fondazione del Corpo di Polizia.
La pandemia incide sui reati provocandone un calo, ma fa aumentare i flussi migratori. Con il rintraccio complessivo di 2.594 migranti entrati nel territorio nazionale nel 2020 lungo la rotta balcanica, l'immigrazione clandestina è raddoppiata rispetto agli ultimi anni. Numerosi sono stati i pattugliamenti degli agenti al confine con il supporto dell'esercito, che hanno permesso anche di interrompere alcuni canali del traffico di esseri umani. Ma l'emergenza sanitaria ha inciso fortemente anche sulla stessa attività dei criminali. I reati sono infatti crollati in provincia nei periodi di lockdown anche del 70% e in alcuni casi, come ad esempio i furti, di oltre l'80%. La flessione non ha riguardato invece gli illeciti commessi attraverso internet. L'iperconnessione, la necessità di usare le reti informatiche per ogni attività, per la scuola, le attività produttive, il lavoro da casa, ha creato appunto un'iperconnessione e quindi l'incidenza dei reati commessi attraverso la rete è stata maggiore. I dati sono stati forniti nel corso dei 169 anni dalla fondazione della Polizia e a 40 anni dalla legge che ha trasformato il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza nella Polizia e ha ridisegnato l'intero assetto dell'amministrazione. Ha sancito l'ingresso a parità di condizioni di uomini e donne, ha introdotto la rappresentanza sindacale degli appartenenti, ha introdotto nuovi ruoli, ecco, ha creato la polizia che viviamo oggi e che poi si è evoluta successivamente per essere sempre al passo dei tempi. Le celebrazioni si sono tenute in tutte le questure della regione. Anche a Pordenone i numeri parlano di un calo dei reati con un dimezzamento dei furti nelle abitazioni da 134 a 87, in aumento solo la ricettazione da 5 a 13, le frodi informatiche passate da 144 nel 2019 a 174 nel 2020. Capi di abbigliamento di marca rubati per un valore di 4.000 euro sono stati rinvenuti in un'auto di lusso dai carabinieri di Aurisina della stazione di Prosecco nel corso di un controllo a un'auto di lusso sulla quale viaggiavano due cittadini bosniaci di 62 e 54 anni. Dalle verifiche è emerso appunto che i capi erano stati rubati in vari negozi di un centro commerciale dell'Interland udinese e di un outlet in provincia di Venezia. Secondo quanto poi è stato ricostruito dai militari, il 62enne disabile costretto su una sedia a rotelle entrava nei negozi portando con sé un marsupio dove nascondeva un disturbatore di frequenze che gli permetteva di eludere le barriere antitaccheggio e poi con l'aiuto di un complice sceglieva gli articoli da rubare, usciva indisturbato con una refurtiva che poi è stata riconsegnata ai punti vendita e due stranieri, entrambi con precedenti, sono stati deferiti in stato di libertà. La scorsa notte c'è stato un violento incendio a Polcenico che ha completamente distrutto un immobile, adesso adibito a deposito attrezzi, un tempo utilizzato come abitazione stalla. Nessuna persona è rimasta ferita, ma nonostante è andato completamente distrutto l'immobile, nonostante il rapido intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale di Pordenone e dal distaccamento di Maniago, si tratta di un rogo di natura accidentale. La spiaggia di Grado è stata letteralmente ricoperta da carcasse di meduse. La segnalazione è arrivata ieri dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, un fenomeno che è stato causato verosimilmente dal vento e da correnti diverse opposte che hanno spinto lo sciame fino all'arenile dell'Isola del Sole, dove poi gli esemplari di meduse si sono spiaggiati e quindi morti. Dopo quanto accaduto nel Golfo di Trieste qualche giorno fa, l'OGS aveva spiegato che la presenza di meduse nel Golfo è stata osservata già alla fine dell'Ottocento e da inizio Novecento sono stati numerosi gli episodi dei bloom, la sciamatura di questa specie, e dall'inizio degli anni 2000 questi fenomeni sembrano essere più frequenti e di maggiore durata. Non è escluso che queste meduse fossero comunque arrivate alla fine del loro ciclo vitale. E un altro fenomeno marino ha attirato l'attenzione sul Golfo di Trieste. Lo vedete in questa foto della Capitaneria di Porto Giuliano relativa al porto di Grignano, dove sotto le imbarcazioni sono apparse delle strane alghe che nella notte creano uno spettacolare effetto luminoso blu, un'alga che si chiama Noctiluca miliaris.
Parliamo di sport in chiusura, in attesa dell'impegno dell'Udinese di questa sera alle 20:45 contro il Torino. In Serie B ha giocato il Pordenone. Dopo la vittoria all'esordio è arrivata la prima sconfitta per Maurizio Domizzi sulla panchina neroverde. Nello scontro salvezza a Cremona il Pordenone è passato in vantaggio con Zammarini, ma poi si è fatto rimontare dai gol di Valeri e dell'ex Strizzolo. Dunque finita 2-1 la sfida. Pordenone che ora si trova a soli 3 punti dalla zona retrocessione. È tutto per questa sera, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.